Finisce con stile il pomeriggio breve che a Sestri Levante sarà ricordato come quello in cui la città ha di fatto cambiato colore politico per la prima volta dopo 30 anni. Sestri la Rossa, città operaia oggi vocata al turismo, ha scelto Francesco Solinas, candidato civico appoggiato da liste che hanno come riferimento il centrodestra, complice l'appoggio politico di Claudio Muzio, si è smarcato dai partiti e ha vinto la scommessa, ottenendo 4.859 preferenze al ballottaggio contro le 3.486 di Marcello Massucco. Solinas arriva davanti al municipio di Sestri solo quando il risultato è ufficiale accolto dalla festa dei sostenitori. La volontà di cambiamento dei sestresi era alta, è tuttora alta, e questo mi carica di una responsabilità importante, pesante, che certamente porterò avanti con massimo impegno. Un ruolo di peso per Diego Pistacchi in Consiglio Comunale? Diego ha già manifestato la sua volontà di non avere ruoli formali ufficiali. Siederà in Consiglio, collaboreremo insieme sui temi di programma che lui mi ha posto in evidenza, che senz'altro sono da portare avanti, e quindi credo che lavoreremo insieme. La Giunta la pescherà fra le persone che erano in lista o già pensato delle figure di esperti, tra virgolette, per affiancarla? Perché insomma il lavoro da fare non è poco. Lavoro da fare tanto. Come Giunta noi avremo saldi alcuni punti. Sicuramente le competenze, avrà peso anche il tempo a disposizione, e poi chiaramente chi si è impegnato, chi è stato in prima linea avrà un ruolo. Quindi l'ingresso in comune e l'incontro con il sindaco Pietro Gianelli. Ed è un onore per me trovarlo qui e essere accolti da lui. Delle cose buone da tenere, Pietro Gianelli è al primo posto. C'è un detto, no? Che i sindaci prima si laureano e poi fanno gli esami, no? Allora, Francesco oggi si è laureato, gli esami hai 5 anni di tempo per no? Per cui devo fare veramente. Grazie.